Il Treviso ieri sera nel posticipo contro la Pro Patria, la partita finisce 2-2, la squadra di Zanin raggiunge quota 40 punti in piena zona play-off. Il servizio di Nicola Brillo. Torna il Treviso di un mese fa, che spinge, attacca fino al 94esimo contro una formazione, il Pro Patria, che aveva strapazzato il Cuneo e che se non fosse per la maxi penalizzazione sarebbe sopra ai biancocelesti. La partita finisce 2-2, la squadra di mister Zanin, schierata con il classico 4-3-1-2, raggiunge così quota 40 punti in piena zona play-off. Guidano il campionato il Casale a 48 e il Rimini a 45. In porta debutta il neoacquisto Campironi. Parte meglio la squadra di casa con un cross di Moro, Bruccini di testa manda alto. Il gol arriva al 17esimo con Giannone che scende sulla sinistra, cross teso e in mezzo tappin vincente di Serafini. Il Treviso si fa vedere con Di Girolamo di testa ma nessun problema per il portiere Frasca. Poi ancora Pro Patria con due azioni ma senza fortuna. Il primo tempo si chiude con un destro di Gallon che Ferretti devia ma la palla finisce fuori. Nella seconda frazione di gioco parte meglio il Treviso, prima con Maracchi di testa, poi con il cross di Paoli. Il portiere Frasca sbaglia l'uscita, ma Maracchi non approfitta. L'1-2 del Treviso arriva a metà della ripresa. Al 66esimo bella azione del Treviso, cross di Giorico per la testa di Ferretti che non sbaglia, 1-1. 4 minuti dopo fallo di mano in area di un difensore della Pro Patria, rigore netto che Ferretti non sbaglia. Ancora Ferretti dalla lunga distanza ma il portiere blocca. Il pareggio per i padroni di casa arriva all'80esimo, bella palla di Giannone per Cozzolino, diagonale perfetto che trafigge Campironi. E ora andiamo a sentire le interviste dei protagonisti di Pro Patria Treviso. Andrea Ferretti, l'unico superstite dell'attacco titolare quest'oggi, è bastato però perché sono arrivati due gol che finalmente hanno dato un punto al Treviso e hanno fatto tornare al gol anche la squadra. Sì, una correzione, c'era anche Gallon, Madiotto e purtroppo Chirillo che è rimasto a casa per un infortunio. Però diciamo che è stata una partita bella, penso che bella da vedere, è stata una partita tirata e penso che alla fine il risultato giusto, forse ci mangiamo un po' le mani perché dallo svantaggio eravamo passati in vantaggio, però sommato onore al Pro Patria che in questo periodo veramente sta facendo faville. Soprattutto si è rivisto un buon Treviso, un Treviso che un po' si era perso nelle ultime settimane, grintoso, brillante, anche se davanti forse è mancato un po' Perna e Torromino. Sì, vabbè, cioè, chi c'era comunque si è comportato penso egregiamente, abbiamo portato a casa un risultato positivo. Nelle ultime 3 partite che sono arrivate poi le sconfitte, chi non vede la partita magari pensa a vedere il risultato e dice si è riperso di nuovo, però è andata male perché abbiamo subito due rigori e poi sono un'azione in casa che purtroppo con Renate poi avevamo in gran parte dominato il secondo tempo. È arrivato un risultato positivo, ce lo teniamo stretti e andiamo avanti. Mister, oggi abbiamo rivisto un buon Treviso, grintoso, determinato e anche finalmente tornato alla rete dopo un po' di astinenza. Sì, sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Avevo proprio chiesto questo, abbiamo lavorato per questo. Secondo me abbiamo fatto una grandissima gara. Purtroppo abbiamo concesso sui 2 ingenuità, abbiamo preso anche oggi 2 gol. La seconda è clamorosa, secondo me dobbiamo toglierla assolutamente perché ci sta penalizzando un po' troppo, perché la squadra gioca molto e crea e quindi anche oggi abbiamo sopperito a tante assenze o a allo svantaggio iniziale con una grande prestazione secondo me.